Cari amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate. Da qualche mese che non ci incontriamo con i miei soliti video, ma con l'approssimarsi di questo inverno che si sta presentando già complicato, con l'aumentare delle restrizioni e quindi con impossibilità di potersi incontrare, ho deciso di riprendere nuovamente a venirvi a trovare a casa con i miei video. Questo pomeriggio vi voglio mostrare le mie borse invernali. Ce ne sono adatte al giorno, alla mattina, più casual, più elegantine. E allora inizio a mostrarvi le mie borse. Parto da quelle un po' più grandicelle, quindi più adatte a una giornata, una mattinata. E allora vado a mostrarvi questo simpaticissimo zainetto. Guardate che simpatico, realizzato in ciniglia con queste simpatiche taschine in lana marrone con applicazione di questo fiorellino, questi fiorellini. Zainetto che poi ha questa sua chiusura con il laccetti che sono le bretelle, quindi da poterlo portare tranquillamente così in spalla o da poterlo portare anche a tracolla, ecco, quindi molto molto comodo per il giorno e molto capiente per tutte le nostre necessità femminili. Siamo abituati a portarci mezza casa per ogni evenienza. Foderata all'interno, ci sono anche delle taschine interne, simpaticissimo. Sempre sullo stesso genere di zainetto abbiamo questo monospalla, uno zainetto da poter mettere tranquillamente a tracolla o davanti o dietro, quindi molto comodo avere le mani libere ma avere tutto a portata di mano, anche telefonino a portata di mano, foderato all'interno con questo panno rosso, quindi molto particolare ma molto comodo. Vedete che simpatico. Si può anche allungare o accorciare la bretella in funzione delle proprie esigenze, annodando e scendendo il nodo. Simpaticissima. Anche questa molto capiente, molto comoda e molto versatile. Come borse sempre capienti e comode per il giorno. Ecco qua, l'ho chiamata Clementina, mi ispirava questo nome per questo tipo di tessuto e tipo di borsa. È un grosso secchiello, guardate la lavorazione, guardate come è lavorato tutto il fondo, tutto l'uncinetto, un secchiello molto capiente, si chiude con allacciatura superiore. Vi faccio vedere anche la rifinitura interna, perché le mie borse sono sempre rifinite anche all'interno. Non so se si riesce a vedere, no, non molto bene. Comunque c'è tutta una lavorazione all'uncinetto anche all'interno, vedete, foderata e rifinita anche all'interno, tutta foderata. Basta stringere i laccetti e si forma questo coperchio tutto lavorato ad uncinetto, questa rete, e quindi molto comodo da portare anche così in spalla, ma molto molto capiente, quindi da giorno è utilissimo. Un po' più piccolino è questo, perché che
ama i secchielli. C'è questo che è un po' più piccolino, sempre molto rifinito. Guardate la base, tutta questa lavorazione all'uncinetto nella base, quindi particolarmente rifinito. Lavorazione all'uncinetto anche tutto il bordo dove scorrono i laccetti. Suo porta cellulare. Può essere anche indossato elegantemente con un pantalone nero o un pantalone giacca nera e quindi trasformarsi in un accessorio che spezza un total black, oppure di giorno. Molto molto simpatica, dello stesso tessuto. Vi faccio vedere questo altro modello di borsa. Questo è un altro modello completamente, anche se ha la stessa stoffa. Questa ha la particolarità che ha queste finestrelle laterali interamente lavorate all'uncinetto, quindi in trasparenza si intravede anche l'interno. Da entrambi i lati ci sono queste due finestrelle lavorate all'uncinetto. Anche questo, tirando i laccetti, si restringe e diventa una borsa da spalla con la cintura tutta intrecciata all'uncinetto e diventa tranquillamente una bellissima borsa da spalla, molto capiente, anche se poi stringendo i laccetti si restringe la chiusura e quindi si riduce un po' la dimensione, ma la capienza non si riduce perché è molto molto capiente. E anche questa è molto molto elegante, doppio tessuto all'interno, quindi dentro e fuori uguale rifinitura, simpatica. Come borsa sempre da giorno, anche se la vedo più adatta a un abbigliamento un po' più elegantino. Questa borsetta di colore melenzana, velluto, quindi adatta anche ad essere indossata in modalità elegante, con applicazione di fiorellini ed altre lavorazioni all'uncinetto. Anche questa con la chiusura a culisse con i laccetti. Anche questa doppio tessuto di velluto anche all'interno, quindi rifinita dentro e fuori, capiente ma allo stesso tempo possibilità di essere indossata in modo elegante. Di giorno basta spezzarla con un jeans e con un abbigliamento più colorato, più acceso, la sera anche su un abbigliamento più elegantino. Ecco qua un'altra borsa da giorno, mediamente capiente, un po' più una versione da giorno sì, ma un po' più elegantina. Sono queste applicazioni di questi fiori, è in maglia ed è rifinita con questo filato molto particolare, è un filato Crizia lana seta, quindi un filato molto elegante, molto particolare. Guardate le finestrelle laterali, tutte con il filato questo lana e seta. Le finestrelle sono molto eleganti, molto particolari. Bottonatura, basta aprirla, vedete tutta foderata, rifinita anche all'interno, quindi da giorno sì, ma utilizzabile anche in un'occasione da giorno, ma elegantina.
un appuntamento un po' più importante, una situazione giornaliera ma elegantina, molto particolare. Manico tutto uncinetto con il filato questo lana e seta. Ora andiamo alle borsette un po' più piccoline. Ecco qua, una borsettina un po' più piccola, questa pochettina che è corredata con questo scaldacollo e con la possibilità o di cappellino a berretto o cappellino a basco. Tutto lavorato all'uncinetto, guardate che è molto particolare questo cappellino a basco. Questa borsettina, questa pochette è tutta in maglia, anche questa è rifinita con il filato lana seta Crizia. Bottoni lavorati sempre da me all'uncinetto, foderata all'interno, tutta rifinita. Le mie tipiche cuciture, non cuciture, come mi piace fare a me nell'abbigliamento. Una simpatica pochette da giorno, da accoppiare a un cappotto colore cammello, da un cappotto anche nero per spezzare, molto simpatica. Poi corredata con il suo basco è molto simpatica. E questo invece è piccolo scaldacollo da annodare. Vedete che simpatico. Sempre con una borsettina piccolina pochette. Abbiamo questa versione, una pochettina un po' più semplice, anche se il filato non è da meno. Lurex in tinta con il filato, sempre rifinita e foderata all'interno, adatta sia da giorno che da sera, tutto dipende dall'abbigliamento che gli si accoppia. Parlando sempre di pochettine piccoline, abbiamo questa simpatica pochette lavorata in questa lana color melenzana, con un'applicazione di queste ramoscelle e fiorellini, tutto realizzato in uncinetto e cotone, con piccole sfere colore argento. Questa pochettina ha l'apertura a bustina, vedete, si apre così ed apertura a bustina, foderata tutta con una fodera colore argento. Molto particolare, anche questa elegante e utilizzabile sia di giorno che di sera. Ecco qua un'altra borsetta, un baulettino in maglia con tutte applicazioni uncinetto e ricamate, bottoni sempre realizzati da me, manico interamente uncinetto, le finestrelle laterali sempre in trasparenza uncinetto, sempre foderata con corredato il suo portacellulare, che può essere anche utilizzato a tracolla indipendentemente dalla borsa. Utilizzabile da giorno, utilizzabile anche in una situazione, in un'occasione un po' più elegantina.
prettamente eleganti invece abbiamo queste borsette. Queste sono interamente realizzate con il filato Crizia lana seta, quindi molto molto preziose, rifinite con questo cotone colore rosa antico. In questo caso sono tutte queste applicazioni di perline varie. Questo è il portacellulare che si può anche sganciare col suo bottoncino, si può sganciare e quindi togliere dalla borsa, utilizzarlo indipendentemente. Molto elegante, in versione anche secchiellino. Queste sono un po' più elegantine, anche data la particolarità del filato. Sempre come piccole borsette, queste proprio parliamo borsettine da sera, da utilizzare in una situazione in cui si vuole la piccola tracollina sempre con sé, ma in versione elegante. Filato Crizia lana seta. Questa è corredata dal suo scaldacollo, tutto unginetto e tutto interamente nel filato Crizia. In ultimo vi faccio vedere queste piccole tracolle simpatiche per portare un tablet, per portare tutto quello che occorre avere con sé, da utilizzare simpaticamente a tracolla. Dello stesso genere c'è anche questa versione a borsettina a mano. Guardate che simpatico questo lavoro a jacquard a macchina, con le macchine da maglieria. Guardate che simpatico, con il suo portacellulare, sempre foderata e rifinita anche all'interno. Come ultimo vi faccio vedere questa borsettina, ecco qua, questa borsetta che è corredata con questo coordinato, è un coprispalle, cintura, abbiamo anche il fasciacollo. Vi faccio vedere la borsetta, ecco qua, borsettina da poter utilizzare sia a mano con questo manichetto che a tracolla, in modo più comodo per avere le mani libere. Manichetto che è realizzato tutto uncinetto con queste sfere, applicazione di una lavorazione tutta uncinetto, date le rifiniture, foderata all'interno, tutta rifinita e foderata all'interno. Anche questa utilizzabile da giorno o da giorno, il colore è molto adatto a utilizzarla da giorno, anche se è in versione elegantina, o anche da sera. Da giorno può essere utilizzata con questo suo simpatico coprispalle. Cari amiche, ho terminato con le mie borsette invernali. In questo momento vi ho mostrato quello che avevo a disposizione. Se vi interessa qualche articolo, vi è piaciuto qualche articolo, al solito potete trovarli sul mio sito, oppure basta che mi contattate su WhatsApp, ve li mostro singolarmente e anche con un nuovo video dedicato unicamente all'articolo. Potete contattarmi su WhatsApp, il numero lo trovate sempre scritto nel mio sito, quindi vi do appuntamento al prossimo video, dove vi mostrerò dei capi invernali di abbigliamento.
dei copispalle, delle sciarpe, dei capi di abbigliamento. Ci vediamo al prossimo video. Grazie sempre, care amiche.